Era partita dalla città lagunare l'indagine del Nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia che ha di fatto salvato 12 pregiati reperti archeologici. I beni erano stati individuati lo scorso anno nel corso di alcune perquisizioni in un importante palazzo veneziano e in alcuni edifici privati e non di Torino. Ora, dopo un lungo e travagliato viaggio, sono stati consegnati al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia, in Calabria. Si tratta di un cratere a mascheroni del IV secolo a.C., alto 150 cm, tra gli esemplari più grandi sinora noti, ma anche un antico vaso greco a figure rosse, un altro dal corpo più allungato e dal collo stretto a figure nere, sempre a figure nere anche una coppa di vino in ceramica, una sorta di brocca, una testina fittile, un altro piccolo vaso a forma umana in terracotta e uno in bronzo e una piccola statua in bronzo, uno specchio in osso con decorazione a sbalzo e anche un balsamario in vetro verde chiaro. Tutti oggetti di pregevole manifattura. L'operazione era partita a seguito di un'attività di controllo del Palazzo Veneziano sottoposto a vincolo monumentale da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia. Gli accertamenti hanno portato a ricostruire la storia dei beni, risultati essere poi provento di scavi clandestini in contesti archeologici funerari. Dopo svariati passaggi tra i cetatori ignoti, gli oggetti sarebbero finiti nelle mani dei recenti detentori che comunque non disponevano di idonei titoli di proprietà sui beni. Sono stati quindi sequestrati e restituiti allo Stato. Il Ministero della Cultura, dopo averli consegnati momentaneamente alla Soprintendenza di Venezia e ai Musei Reali di Torino, li ha consegnati al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia, dove saranno presto esposti.